Partiamo da Andrea Vignaduzzo, presidente delle Acque del Basso Livenza. Parliamo di una iniziativa che sta prendendo piede in sempre più comuni, peraltro non solo del Veneto orientale, adesso si parla di intervenire in tal senso anche a Treviso. Parliamo delle casette dell'acqua, che sono insomma delle strutture che consentono di erogare dell'acqua sia naturale sia con l'aggiunta poi dell'anidride carbonica, quindi insomma acqua gassata, a prezzi che sono decisamente più bassi di quelli che si trovano, insomma dei prodotti che si trovano nei supermercati, quindi di fatto garantendo in qualche maniera il diritto all'acqua, quel diritto all'acqua sul quale peraltro si è speso anche un referendum recentemente. Quali sono le ultime iniziative in questo campo e quali magari quelle che metterete in campo dall'autunno in poi? Ma abbiamo fatto l'inaugurazione della casetta dell'acqua a Portogruaro qualche settimana fa, tra l'altro con risultati veramente ottimi, perché stiamo monitorando un'erogazione giornaliera tra gli 800 e i 1000 litri, quindi è notevole quella che è l'affluenza degli utenti. Diciamo che l'obiettivo è quello di avere un target molto basso sul prezzo dell'acqua, quindi avere, se vogliamo, un taglio quasi popolare dell'erogazione. È anche vero che noi cerchiamo ovviamente di lavorare anche per quello che è l'ambiente e quindi ridurre la produzione di plastica, il costo dei trasporti, e quindi c'è anche direi una sensibilità ambientale vera e propria. Sul piano economico questa iniziativa sta in piedi da sola comunque? Sì, questa è una delle domande che viene fatta abbastanza di frequente. Diciamo che c'è un costo iniziale di installazione della casetta, il costo viene poi ammortizzato nel tempo, l'importo di vendita del litro d'acqua comprende anche l'ammortamento di tutti i costi, compreso il costo di acquisto. Il guadagno è veramente irrisorio, comunque il piccolo guadagno che riusciamo ad ottenere dalla vendita dell'acqua è rimesso nel territorio perché viene utilizzato per reinvestire nel territorio. Ecco, ma allora qual è la differenza dell'acqua rispetto all'acqua del rubinetto? Perché la fonte è la stessa, quindi uno potrebbe dire a questo punto... Nessuna differenza. L'unica cosa è che l'acqua che noi eroghiamo nelle casette è raffrescata ed è eventualmente addizionata ai CO2, però è la medesima perché l'adduzione avviene proprio dalle condotte dell'acquedotto, quindi è la medesima. Allora perché magari uno dice il sapore è diverso? È una sensazione? Ma sì, io direi che è una sensazione, poi però va specificata una cosa, che molte volte il sapore è influenzato dalle condotte domestiche, perché molte volte nelle case ci sono condotte magari in ferro molto vecchie, oppure ci sono dei contenitori di acqua. E questo può in qualche modo inquinare. Può inficiare un po', diciamo, la bontà dell'acqua, sì. Come abbiamo